Via le impalcature, Palazzo Pretorio si è presentato in tutta la sua magnificenza stamattina, pronto per il taglio del nastro. La sede dei podestà invitati prima dal Comune di Padova e poi dalla Serenissima si mostra quindi come in effetti è uno dei palazzi più belli del Veneto. È stato completato finalmente il restauro del Palazzo Pretorio dopo aver dedicato tempo e risorse economiche importanti al restauro interno con le sale affrescate, portando poi il Palazzo Pretorio a sede museale. Si è giustamente dedicato il tempo necessario e le risorse necessarie alla riscoperta degli affreschi che contornavano tutte le mura esterne del Palazzo Pretorio, ed oggi abbiamo portato alla luce affreschi che sembravano anche scomparsi, in modo che possono essere visibili da tutti, dai cittadellesi e naturalmente dai turisti che vengono a visitare questo palazzo. L'intervento è costato poco più di $500.000 grazie alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, partner economico all'interno della Fondazione Palazzo Pretorio.